Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. La Polizia Postale di Catania sequestra decine di migliaia di file pedopornografici, 3 arresti e 2 denunce tra Sicilia e Calabria. Giallo a Piazza Armerina, una 19enne si lancia dall'auto in corsa del fidanzato, è in gravissime condizioni, la polizia indaga, ancora oscure dinamiche e ragioni del gesto, convocati i testimoni oculari. A Vittoria ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario, aggrediti con brutalità da un paziente, l'addetto alla sicurezza, un medico e un infermiere. A Palermo un vigile è stato colpito a calci e pugni da un giovane che non si era fermato all'ALT. Boccata d'ossigeno dall'Europa per i pescatori siciliani in crisi. Arrivano da Bruxelles 2 miliardi in più fuori bilancio per le esigenze di pesca e acquacoltura della nostra regione. Catania, 2 materassi e un divanetto piazzati sotto gli archi della Marina. Sono le nuove mortificanti cartoline per i turisti che sbarcano in città. A Siracusa giornata di pulizie al Parco della Pizzuta, nella periferia nord-ovest della città. I volontari di Legambiente, tra cui tanti ragazzi, hanno raccolto rifiuti con l'obiettivo di diffondere il rispetto dell'ambiente. E poi il calcio, Palermo in campo nel pomeriggio alla Spezia, Inzaghi perde Ceccaroni per la squalifica, al suo posto Veroli. Dubbi sulla tre quarti, Brunori potrebbe partire dalla panchina. Domani il derby fra Catania e Siracusa che sarà trasmesso da Telecolor. Caturano fra i disponibili, per forte, dice Toscano, aspettiamo fino all'ultimo. Dunque, bentrovati. Pedopornografia online, migliaia di file trovati nei computer di persone insospettabili, 3 arresti in flagranza di reato. L'indagine coordinata dalla Procura di Catania ha coinvolto 5 province. Tonino De Mana. 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato e 2 denunciate dalla Polizia Postale di Catania per detenzione e condivisione online di materiale pedopornografico. Durante l'operazione, coordinata dalla Procura di Catania ed eseguita tra Sicilia e Calabria, gli investigatori hanno sequestrato decine di migliaia di file illegali, in molti casi trovati in personal computer di persone insospettabili e di varie estrazioni sociali. E anche di età, infatti arriviamo fino ai 70 anni di età, varie fasce di età, varie fasce sociali, di lavori diversi, di professioni diversi, alcuni degli indagati hanno dei figli minori. Indagine scaturita grazie a dei tool investigativi molto sofisticati di cui ci avvaliamo come Polizia di Stato, che ci consentono di geolocalizzare gli utenti che scaricano, divulgano immagini o video di pornografia minorile, quindi riusciamo a localizzare sul territorio quali sono questi utenti. Gli approfondimenti investigativi della Polizia Postale hanno consentito alla Procura di emettere decreti di perquisizione personale di informatica nei confronti di tutti gli indagati di età compresa tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria. A Piazza Armerina la polizia indaga su un drammatico episodio di ieri in periferia. Una ragazza si sarebbe lanciata dall'auto in corsa del fidanzato, la 19enne è tuttora in gravissime condizioni. Ancora oscure dinamiche e ragioni del gesto, convocati i testimoni oculari. Rita Cinardi. È ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta la giovane di 19 anni di Piazza Armerina che ieri è stata operata per una gravissima emorragia cerebrale a seguito di un forte trauma alla testa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza si sarebbe lanciata dall'auto del fidanzato al culmine di una lite, circostanza ancora tutta da verificare. Il fidanzato, un giovane di 20 anni, sarebbe stato sentito dalla polizia e secondo il suo racconto, mentre stavano litigando, la ragazza avrebbe detto di voler scendere, ma lui avrebbe insistito per accompagnarla a casa. E proprio in quel momento la 19enne avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dall'auto in corsa. L'impatto con l'asfalto è stato devastante. Quando la ragazza è arrivata all'ospedale di Piazza Armerina le sue condizioni sono apparse subito gravi. Poi nel tardo pomeriggio è stato disposto il trasferimento all'ospedale Sant'Elia dove è stata sottoposta ad intervento da parte dei neurochirurghi. Adesso è tenuta in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma tuttora considerate gravissime. Le prossime ore saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto. I 2 ragazzi
ragazzi lavorano entrambi in una pizzeria e chi li conosce parla di una coppia normalissima. Insomma, nessun segnale che potrebbe far pensare ad oggi ad un rapporto particolarmente burrascoso. Al momento comunque non ci sono indagati. Voci incontrollate si rincorrono a Favara, dove da giorni si cerca Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa dopo il naufragio. Alcuni oggetti appartenenti alla mamma di 3 figli sono stati trovati. Le ricerche vanno avanti con l'ausilio di droni e cani molecolari. Poco fa si è diffusa la notizia che la dispersa sarebbe stata trovata, ma nessuna conferma al momento arriva dai soccorritori e dalle forze in campo. A Vittoria, ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario, aggrediti con brutalità da un paziente, l'addetto alla sicurezza, un medico e un infermiere. Veronica Barbarino. Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario. Questa volta accade al pronto soccorso di Vittoria, dove un uomo in attesa di visita, dopo essersi toccato i genitali in modo plateale, è stato fermato da una guardia giurata. Alla richiesta di interrompere il comportamento, il paziente ha reagito aggredendo prima l'addetto alla sicurezza e poi un medico e un infermiere. Quest'ultimo ha riportato la frattura di un polso. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia presente nel presidio ospedaliero e condotto in commissariato. Un fenomeno in aumento, quello della furia contro i professionisti della salute, che porta a chiedere più rispetto per non compromettere la qualità dell'assistenza ai cittadini. Aggressioni non giustificate, in quanto il proprio lavoro è quello appunto di aiutare le persone. Riteniamo che è importante invitare la società e tutti gli organi provinciali per discutere e cercare delle soluzioni a questi eventi. Sull'accaduto via social interviene anche il senatore vittoriese di Forza Italia Salvo Sallemi, ricordando che il governo ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale sanitario, pagando un prezzo altissimo. Ancora vigili urbani nel mirino a Palermo, nei pressi dei Quattro Canti. Un vigile è stato aggredito a calci e pugni da un ragazzo che non si era fermato all'ALT. Marco Gullà. Ancora aggressione ai vigili urbani a Palermo, la quinta da inizio anno, Corso Vittorio Emanuele, all'altezza dei Quattro Canti, in transito in 2 su un monopattino senza casco protettivo, non si fermano all'ALT della Polizia Municipale e l'uomo alla guida del mezzo aggredisce uno dei 2 agenti intervenuti. Un ragazzo e una ragazza, entrambi palermitani, lui sui 20 anni, lei minorenne, dopo il rifiuto a collaborare e fornire i documenti per la contestazione delle violazioni commesse al codice della strada, l'uomo alla guida del mezzo fa scendere la ragazza e tenta di scappare, lanciando insulti e sputando contro la gente che aveva cercato di bloccarne la fuga, posizionandosi davanti al monopattino. Poi lo aggredisce a calci e pugni. Nella colluttazione, che alla gente è costata una prognosi di 7 giorni, anche la body cam che aveva indosso viene scaraventata per terra e si danneggia. Il ragazzo viene arrestato. Episodi su episodi, vigili urbani aggrediti e malmenati, come nei pressi del Policlinico, quando un agente fu aggredito a testate da 2 posteggiatori abusivi, o i vigili accerchiati e minacciati alla Vucciria, o altro episodio a fine settembre, quando una vigilessa fu aggredita a calci e pugni da un uomo negli uffici del giudice di pace. Individuato e denunciato a Siracusa un 29enne per il furto commesso ai danni di un ristorante nel centro storico. Si tratta della stessa persona arrestata lo scorso 30 settembre. Era stato sorpreso nella notte in corso Gelone in sella ad una bici rubata e con un ordigno rudimentale destinato a non si sa ancora bene quale attività. Il furto risale al 27 settembre. E cambiamo argomento, la pesca siciliana in crisi approda a Bruxelles, al centro del confronto il futuro del settore in Sicilia. Tra le richieste il rinnovo della flotta, la riforma della politica comune della pesca e una programmazione sostenibile e senza tagli. Una boccata d'ossigeno sembra in arrivo. Laura Spanò. Da Bruxelles arriva una boccata d'ossigeno per il settore della pesca siciliana attualmente in grave crisi. L'eurodeputato Marco Falcone, che ha incontrato con una delegazione delle marinerie dell'isola il commissario europeo alla pesca, il cipriota Costa Cadiz, anticipa che nel nuovo bilancio ci saranno 2 miliardi in più per le priorità di pesca e acquacoltura al di fuori della dotazione organica. Si tratta di quel segnale di apertura da parte dell'UE tanto auspicato dai rappresentanti della pesca siciliana. Tra i presenti Salvatore
Quinci, sindaco di Mazara, città che con tutta la filiera l'indotto vale più di 200 milioni di euro. Stefano Soldano per le marinerie e pesca pelagica a Coppia di Sciacca e assieme a lui l'ex sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola. Chiediamo una governance di questa parte del Mediterraneo che è il canale di Sicilia, in cui la UE faccia sentire la sua voce imponente insieme con i paesi transfrontalieri. Chiediamo investimenti per la flotta. Oggi noi pescatori siamo qui a rappresentarci appunto per creare un equilibrio che ci possa permettere di rispettare le regole, che è quello che vogliamo fare, anche perché noi di base vogliamo curare il nostro mare, perché è da lì che arrivano le nostre risorse, nel rispetto delle regole. La rivalutazione dei cosiddetti mari chiusi, cioè delle nursery che sono state adottate con regolamenti ormai scaduti, la valutazione della specificità della tipologia di pesca nel Mar Mediterraneo attraverso la flotta di Sciacca, e quindi chiediamo delle deroghe. Di vicinanza alla Sicilia e ai pescatori siciliani ha parlato il commissario Cadis, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea a cercare soluzioni sostenibili per il futuro e la resilienza della pesca siciliana. Proteste e polemiche ad Agrigento dopo il provvedimento disciplinare adottato dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo nei confronti degli studenti che hanno ieri partecipato allo sciopero generale per la Palestina. Al rientro in classe gli alunni si sono trovati di fronte a una circolare che impone una misura inedita. Potranno tornare tra i banchi solo se accompagnati da un genitore. Sui social critiche da parte di molti cittadini che si sono chiesti quale sia il messaggio educativo trasmesso da questo intervento. Per la CGIL provvedimento grave, viola i diritti costituzionali. Parliamo di attualità politica e spaccatura nell'esecutivo Schifani. Ieri gli assessori di Fratelli d'Italia hanno abbandonato la giunta per protesta contro la conferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale della Sanità. Ora c'è il rischio che le tensioni esplodano in aula in occasione della finanziaria. Manlio Viola. Arriva in aula da oggi la finanziaria quoter, una manovra da 240 milioni di euro che dovrà essere affrontata a Sala d'Ercole dalla prossima settimana. Ma il clima in cui la maggioranza dovrà discutere non è dei migliori. A renderlo teso le scelte fatte ieri dalla giunta regionale di governo, che ha nominato Alberto Firenze manager dell'ASP 6 di Palermo e confermato Salvatore Iacolino dirigente generale della pianificazione strategica in sanità. Due uomini che hanno come riferimento Forza Italia, ma scelte che hanno causato tensione fra gli azzurri di Schifani e il principale alleato Fratelli d'Italia. Gli uomini e le donne della Meloni in Sicilia avrebbero voluto il ritorno alla direzione della sanità di Mario La Rocca, attuale dirigente generale dei beni culturali, escluso dalla rosa dei nomi papabili perché ritenuto in conflitto di interessi. Un conflitto però che secondo lo stesso La Rocca sarebbe soltanto una scusa, visto che già una inchiesta della magistratura in questo senso è stata archiviata perché non sussiste alcuna incompatibilità. Fatto sta che gli assessori di Fratelli d'Italia ieri hanno consegnato una lettera di Mario La Rocca, poi hanno abbandonato l'aula della riunione di giunta. Per Schifani non c'è una spaccatura e la scelta fatta è esclusivamente tecnica, non politica, come è stato fatto in diverse altre occasioni, e dunque non era necessario alcun confronto politico né alcun vertice di maggioranza. Ma andando in aula a votare da martedì c'è il rischio concreto che queste tensioni rallentino tutto l'iter o peggio portino alla bocciatura di pezzi importanti della manovra, come è avvenuto a inizio agosto. La riforma della giustizia è quasi addirittura d'arrivo, ma non si fermano le polemiche tra politica, magistratura e professionisti del diritto. Se ne parlerà oggi in diretta durante la trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti. Tra gli ospiti anche il presidente nazionale dell'ANM Cesare Parodi, il costituzionalista e componente laico del CSM Felice Giuffrè e il parlamentare Tommaso Calderone di Forza Italia, con giornalisti e opinionisti che animeranno il dibattito. Durante il programma anche un'intervista di Simona Mazzona all'ex leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. E adesso andiamo a Catania. 2 materassi e un divanetto piazzati sotto gli archi della Marina sono le nuove mortificanti cartoline per i turisti che sbarcano in città. Tonino De Mana. C'era detto che una volta dicevano andiamo a cuccare sotto la chiara Marina, possono venire a coricarsi. 2 materassi, uno con la scritta Esercito Italiano ed un divanetto. Non è
Una zona comfort, ma lo scempio che si consuma sotto gli archi della Marina e sotto gli occhi dei croceristi che sbarcano a Catania. Il primo impatto non è certo dei migliori. Da dove vieni? Dalla Svizzera. Cosa hai visto per primo a Catania? Le materassi lì. Ma in Svizzera ci sono i materassi in giro per le strade? No, non ci sono. Lei è appena arrivato a Catania e la prima cosa che ha visto cosa è stato? La sporcizia per strada. Lei da dove viene? Da Firenze. E lì invece com'è la situazione? Come qui. Tutto il mondo è paese? Purtroppo sì, nel bene e nel male. Sotto gli archi, che ogni tanto perdono pezzi, si fa largo anche la vegetazione spontanea e il verde incolto non è certo un bel vedere, specie se poi viene immortalato e magari postato sui social. Quando viene un turista fa delle foto e quando vede questi tumuli di spazzatura li sottolinea con queste fotografie e non è un bel biglietto di visita per Catania. Che immagine si fa il turista che viene a Catania? Di una città sporca, questo si fa, con questi tumuli di spazzatura si fa l'immagine di una città sporca. E secondo lei tornerà? Secondo me no. Completano il quadro gli attraversamenti pedonali sbiaditi, strade e marciapiedi disastrati e gli immancabili rifiuti. La cartolina finale che vi mostriamo arriva da via Porta di Ferro, all'altezza del civico 61. Non la spediamo a nessuno, la teniamo per noi, senza affrancarla, ma con una semplice scritta. Saluti da Catania. E rimaniamo in tema, giornata di pulizie al Parco della Pizzuta nella periferia nord-ovest di Siracusa. I volontari di Legambiente, tra cui tanti ragazzi, hanno raccolto rifiuti con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente. Francesco Aloi. Una giornata dove al centro si mette la cura dell'ambiente. Siamo nel parco intitolato al beato francese Ozanam, alla Pizzuta, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Eccoli i volontari all'opera. Oggi siamo qui in questa manifestazione pacifica insieme alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini e alle bambine per dire che ogni gesto conta. Oggi giornata importante per noi del nautico, per noi l'ambiente è molto importante, soprattutto anche per le acque marine che ad oggi sono molto inquinate, così come è inquinata la nostra città. Tra di loro ci sono anche alcuni ragazzini speciali. Bisogna tenere l'ambiente pulito e la natura pulita, bisogna dare buon esempio a tutti quelli che non lo fanno. Una giornata di pulizia organizzata da Legambiente, sì, per pulire il parco, ma soprattutto per ribadire l'importanza del rispetto della natura. Importante dare l'esempio e tenere questi luoghi puliti è segno di civiltà ed è segno di cura della natura del territorio. Di cura del creato ne parlava spesso Papa Francesco, che ha pubblicato l'enciclica Laudato Si, adesso anche Papa Leone. E il 4 ottobre è proprio la giornata del Santo di Assisi, patrono d'Italia. Francesco che parlava agli animali, amando tutto ciò che è natura. Un amore che oggi forse non è più così tanto diffuso e a dimostrarlo sono i fatti. E adesso una pausa, torniamo tra pochissimo con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo in campo, nel pomeriggio alla Spezia, Inzaghi perde Ceccaroni per squalifica, al suo posto Veroli, dubbi sulla tre quarti, Brunori potrebbe partire dalla panchina. Marco Gullà. Una tappa importantissima, come insomma sappiamo bene tutte le partite di Serie B, andiamo su un campo tosto con una squadra che sicuramente non è nelle posizioni di classifica che pensavo di essere all'inizio dell'anno. Oggi pomeriggio alle 17:15 il Palermo al Picco contro lo Spezia proverà a chiudere questo primo mini tour de force con una vittoria. Poi la sosta, ecco perché per i siciliani sarà fondamentale chiudere al meglio questa prima tornata di campionato. Sappiamo che era da tanto tempo che insomma le prime 6 partite il Palermo non era imbattuto, ci siamo riusciti ma non abbiamo fatto nulla. Il bello deve ancora venire, dobbiamo dare continuità, dobbiamo migliorare in tante cose, ma lo sapevamo. L'importante è essere lì attaccati al treno, penso che tutti abbiano capito che giocare contro questo Palermo è dura, per cui qualcosa di positivo c'è stato. Lo Spezia, nonostante una classifica poco esaltante, è una squadra assolutamente temibile, soprattutto in casa. Mancherà Ceccaroni, squalificato. Al posto di Ceccaroni gioca Veroli è
forte, ha dimostrato a Udine di essere molto affidabile, l'abbiamo preso per questo, per cui senza nessun problema giocherà lui. Poi in difesa Bani e Pierozzi, sulle corsie esterne Augello, certo della maglia, poi probabilmente spazio a Gyasi. Gomez si riprende le chiavi del centrocampo, sulla tre quarti potrebbero giocare Palumba e Leduaron con Poyampalo punta centrale. Nello Spezia in avanti l'ex Soleri con la Padula. E domani il derby fra Catania e Siracusa che sarà trasmesso in diretta da Telecolor. Caturano fra i convocati per forte, dice Toscano, aspettiamo fino all'ultimo. Marco Carli. Catania-Siracusa parte dal passato, quello recente delle prestazioni non all'altezza per i rossazzurri, a Cirignolo o col Sorrento, o quello di Trapani dove invece si è visto un bel Catania. 3 pareggi diversi che, dice il tecnico, devono servire. Io devo sostenere i miei ragazzi dicendo di avere fiducia perché li vedo allenare. Io quando sono venuto un giorno a Catania a firmare l'anno scorso ho visto una scritta in sede sopra. Se un sogno ha tanti ostacoli significa che è quello giusto e ne sono ancora più convinto. Fiducia dunque è il tema secondo l'allenatore contro un Siracusa che gioca a viso aperto. Caturano, e già lo si sapeva, ci sarà. Su Forte Toscano spiega. Forte è una situazione al limite, oggi ha forzato, vuole essere della partita, poi vedremo domani il da fare. Lunetta è la scelta rimasta davanti, con Caturano pronto per dare il suo contributo. Quaini potrebbe dare un turno di riposo a Corbari, mentre fra i trequartisti insieme a Cicirelli potrebbe esserci Jimenez. A parte Forte, che verrà verificato fino all'ultimo, sono rimasti in 3 gli indisponibili in casa rossa-azzurra: Rolfini in fase di recupero dopo la lesione miotendinea, Aloi che ha superato l'infortunio muscolare e sosterrà nei primi giorni della prossima settimana i primi test in gruppo, e Martic alle prese con una lesione tendinea del muscolo adduttore della gamba sinistra, il giocatore per cui servirà più tempo. Catania-Siracusa sarà trasmessa in chiaro da Telecolor a partire dalle 13:30 con ampio pre-gara, poi la telecronaca del match con le interviste in anteprima al fischio finale, ma anche nell'intervallo della partita. E adesso la pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania campione d'Italia riparte oggi alla piscina di Inesima, l'esordio in campionato con Civitavecchia. Questa mattina la presentazione alla stampa. Marco Carli. 25 scudetti, gli ultimi 6 di fila. L'equipe Orizzonte resta fedele a quanto rappresenta. Non c'è niente di scontato, di facile in quello che questa squadra ha dimostrato negli anni. C'è la grande passione, testimoniata anche nella presentazione di oggi. Nel pomeriggio, la prima di campionato, nella piscina di Inesima alle 16 contro Civitavecchia. Una grandissima responsabilità. Mi sento di fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti noi e di ringraziare tutti quelli che ci seguono, perché parlo sempre io, ma noi siamo veramente tanti. E soprattutto le nostre atlete che condividono e ci scelgono ogni anno. Una rosa arricchita dall'ultimo acquisto importante, Daniela Jankovic, e quest'anno si crede ancora di più all'obiettivo europeo, alla Champions League. Vincere, niente di scontato, ma parte integrante della storia di questa squadra titolatissima. 3 ragazze nuove italiane, le straniere cambiate, il ritorno di Claudia Marletta, sicuramente degli innesti importanti che hanno comunque rivoluzionato il volto della squadra. L'Orizzonte è veramente il fiore all'occhiello della nostra città, insieme ad altre realtà sportive che stanno continuando a vincere, e devo ovviamente sottolineare anche nel ruolo di presidenti di federazione l'organizzazione di questa società sportiva che non solo vince naturalmente i campionati assoluti, ma poi vince anche gli scudetti giovanili, e questo ci dà anche l'idea dell'importanza di questa società. Per questa edizione è tutto, TG Sicilia ritorna alle ore 20, grazie per averci seguito e una buona giornata.